Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento delle 13 con la nostra trasmissione quotidiana. Da parte mia un buon anno perché è la prima puntata di questo 2020 che mi vede a condurre appunto ore 13. Mi auguro insomma che per tutti voi sia iniziato al meglio e soprattutto che proceda ancora con più soddisfazione questo 2020. Sapete che a noi piace affrontare le cose con analisi, con pacatezza e anche con la competenza di persone che possono dare un contributo importante. Allora, siccome se ne stanno sentendo di varie su quello che sono le prospettive dell'economia della nostra zona, del nostro paese, ma ovviamente noi siamo più concentrati qui nel nord-est, nel Veneto, abbiamo voluto chiedere a tre soggetti diversi, che sono tre imprenditori che tra l'altro rappresentano anche più aziende perché sono all'interno di un sistema, che cosa tra virgolette percepiscono in termini di prospettive su questo 2020, anche perché veramente le carte in tavola sono tante, vanno dalla situazione interna, ma ricordiamoci che noi abbiamo una fortissima vocazione all'export e quindi tante nostre aziende esportano e in giro per il mondo la situazione non è neanche poi così tranquilla. Però io mi fermo qui e vi presento subito i miei ospiti. Allora, innanzitutto abbiamo Luca Businaro che è titolare di Novation Tech, consigliere di Assosport, che è l'associazione che raggruppa 130 brand dell'articolo sportivo italiano. Buongiorno. Buongiorno. Quindi parlerà ovviamente rispetto sia al suo settore ma anche più in generale a quello che è l'andamento dello sport system. Roberto Rizzo, che è presidente del gruppo 3D, presidente di Solid World, è presidente del consorzio Universo Treviso, quindi un consorzio di aziende che in questo momento sostiene il mondo del Treviso Basket e che rappresenta più di 160 unità nel territorio trevigiano. Grazie, buongiorno. Grazie a te. E poi abbiamo Lucio D'Ambrosi che fa parte del mondo immobiliare, quindi abbiamo anche la voce diciamo, sul mattone che sappiamo essere fondamentale sul mercato dell'immobiliare, titolare di impresa e quindi un gruppo di più di 30 persone, di 30 professionisti con quante sedi? 12 sedi, oltre anche nella provincia di Treviso al di fuori, e quindi ci sa raccontare quelle che sono le percezioni sul mercato sia dell'affitto ma ovviamente anche della compravendita dell'immobiliare privata e aziendale. Lunga premessa 0422 162 6798, ve l'ho detto a 730 all'ora, è il nostro numero di telefono per intervenire in trasmissione. Allora, velocissima, primo flash velocissimo, rispetto alla vostra azienda e rispetto al mondo che rappresentate. Percezione? Positiva o negativa? La percezione come azienda positiva, ma lavoriamo in una nicchia molto particolare, quindi estremamente positiva. Vi ricordiamo, Novation Tech si occupa di lavorare materiale il carbonio. composito, lavoriamo il carbonio per vari settori, dall'auto all'aereo allo sport, ma nella nicchia alta, la nicchia alta sta andando molto bene. Percezione invece del settore in generale, nei quali opero io fondamentalmente, non c'è grande distinzione oggi fra Italia e Europa, perché diciamo che l'andamento stagnante dell'economia italiana è simile a quello europeo, lo vede la Germania, e quindi la situazione è di un fermo dal punto di vista della crescita, non c'è arretramento ma c'è un fermo della crescita, quindi un po' di preoccupazione. Roberto Rizzo. Bene, io opero nel settore delle tecnologie avanzate, informatiche, tecnologia tridimensionale, la stampa 3D per il settore industriale, nei vari settori aerospaziale, automobilistico e adesso anche medicale. La nostra sensazione è che siano abbastanza ripresi gli investimenti nella parte alta della sfera tecnologica. Quello che soffre è il mercato, chiamiamolo medio, delle imprese meno strutturate, più piccole. Le imprese ovviamente più grandi che hanno prospettive di investimenti di medio e lungo termine hanno ripreso a investire e questo ha consentito anche a noi di ripartire con gli investimenti in termini di personale, di macchinari, di nuove fabbriche, insomma di nuove aziende e di darci una prospettiva positiva. Abbiamo visto l'anno scorso, abbiamo vissuto nel 2019 un anno effettivamente molto complesso, no? Per le varie crisi internazionali, insomma, che conosciamo bene, per la Brexit che sta creando comunque tantissima agitazione, per la situazione politica nostra interna comunque di instabilità. Nella parte finale dell'anno devo dire che c'è stato probabilmente, come sempre, no? Gli imprenditori sono animali adattivi per natura,
c'è stata una assuefazione a questa nuova condizione e sono ripartiti, devo dire, gli investimenti tecnologici anche in maniera forse superiore alle aspettative, quindi si è chiuso un anno di crescita, il 2020 è partito abbastanza bene, siamo tutti fondamentalmente preoccupati, come diceva il mio collega, perché l'imprenditore vorrebbe una situazione stabile, l'impresa vorrebbe una situazione stabile nazionale e internazionale, ma questo probabilmente ormai è diventato un po' un sogno, no? Noi viviamo in un equilibrio ormai perennemente instabile, si apre una crisi da una parte, se ne chiude da un'altra, si aprono però anche nuovi mercati e se ne chiudono altri. Noi siamo diventati nel corso degli ultimi anni molto bravi come italiani e come veneti in particolare ad esportare. Abbiamo dei buoni collegamenti internazionali, ma soprattutto abbiamo una capacità nostra propria intrinseca di scoprire nuovi mercati. Abbiamo creato dei fenomeni a livello, diciamo, veneto, a livello trevigiano. Pensiamo al Prosecco, no? Il Prosecco è il vino più venduto al mondo. È incredibile, lo si trova veramente dappertutto ed è un fenomeno nato dal basso, non è nato, ci sono 3 ottimi consorzi che lo sponsorizzano, ma è un fenomeno nato un po' dal basso, senza nessun aiuto politico. Non c'è stata una strategia, diciamo, di partenza, ma è stata appunto un imporsi nel tempo. Certo. Lucio D'Ambrosi, per quel che riguarda il mercato immobiliare, allora innanzitutto lo distinguerei tra privato, cioè ossia abitazioni, e mercato immobiliare invece di attività produttive. Va bene, allora... che sensazioni ci sono? Confermo comunque il discorso della preoccupazione per il futuro è abbastanza normale, perché tutti i settori ormai sono talmente legati a variabili non più solo locali ma internazionali, basta poco per far cambiare le cose. Le sensazioni sono positive, ci sono degli ottimi elementi per far proseguire un trend che è già iniziato da un paio d'anni, un trend positivo. La distinzione, l'abitativo funziona, sta andando bene, ci sono appunto delle condizioni ottimali, tipo l'erogazione dei mutui da parte delle banche che sono notevoli, grazie a una politica europea questo. Sicuramente soffre la parte ancora del direzionale e del commerciale, soffre molto, diciamo la verità. Ok, allora abbiamo fatto questa prima diciamo, carrellata rispetto alle vostre anche ovviamente competenze o ambiti nei quali vi muovete. La mia prima domanda, poi quella più che butta lì insomma, il sasso bello grosso, è guardando in casa e guardando ovviamente, perché ogni singola azienda si muove in una direzione con delle logiche, però poi all'interno di un sistema che è il paese, no? Il paese, in questo caso l'Italia, è l'Italia che dovrebbe avere un governo uso condizionale, perché in questi quanti mesi sono ormai che si discute di documenti finanziari programmatici? Penso che saranno dall'estate, no? Ok. Penso che ormai siano uscite 15 versioni diverse, no? Continui assestamenti, però sembra che chi assolutamente non sia mai coinvolto in questa diciamo anche proposta relativamente alle politiche strategiche economiche sia proprio il mondo delle imprese. Ma purtroppo è una constatazione, è un dato di fatto, nel senso che non è certo da questo governo, ma almeno da 2 governi, che non c'è dialogo, e quindi è difficile fondamentalmente aprire un tavolo che non è un tavolo negoziale, perché non è una negoziazione. Ovviamente sono diversi interessi in ballo, perché ovviamente l'industria ha degli interessi, il commercio ne può avere alcuni di diversi, il cittadino che non ha industria e commercio ne ha altri, ma è un tavolo di confronto. Ecco, quando non c'è il confronto, la vedo difficile io poter fare una politica industriale, una politica commerciale, una politica verso il cittadino. Oggi stiamo andando, da un paio d'anni a questa parte stiamo andando avanti con una mera politica che è distante dalla realtà. Lo vediamo nelle misure che sono state fatte, prese perché base di campagna elettorale, quindi non basate su una realtà, ma basate da una propaganda elettorale che ha fatto sì che ci siano ovviamente dei nuovi politici, e ben vengano i nuovi politici, però chiunque vada a governare deve constatare il fatto che il paese è fatto da una moltitudine di soggetti. Se non ti siedi con questi soggetti e capisci veramente
veramente i problemi, ma soprattutto le idee che ci sono per risolverli, è difficile che in pochi, perché anche se abbiamo 300-400 parlamentari, pochi rispetto all'Italia, si riescano a trovare tutte le soluzioni. Quindi, non essendoci il dialogo, siamo in una situazione in cui la manovra ipotetica, diciamo che è fatta, perché è una manovra tanto che è fatta a saldi zero, non è una manovra economica, è una manovra che prevede che i saldi siano zero, cioè non mi posso indebitare, e avevo fatto delle premesse che mi permettevano di non indebitarmi facendo degli investimenti con l'IVA, ho dovuto sanare il problema dell'IVA, se no ovviamente era lì, diciamo, tutti andavamo a Roma a chiedere dove trovavamo i soldi per pagare l'IVA in aumento, non solo noi imprenditori, ma tutti i cittadini. Per fare questo, ovviamente, se avevo un saldo già negativo, dovevo bilanciarlo con qualcosa per arrivare al saldo zero, che non è sicuramente una politica industriale, non è una politica espansiva e non è neanche una politica a tutela di quello che abbiamo in Italia, perché ricordiamoci che in Italia, dal punto di vista industriale, lo dicevi prima, siamo un paese altamente esportatore, abbiamo settori dove l'esportazione supera il 70% del nostro prodotto interno lordo, siamo un paese che esporta 570 miliardi di euro all'anno verso l'Europa e il resto del mondo. Parlava di Brexit il collega, continuiamo a espandere lo stesso in Inghilterra, arriva la Brexit o no, la nostra preoccupazione è quella di continuare a vendere, non è quella di dire c'è una dogana, certo è burocrazia, ma avendo un paese così, diciamo, votato all'esportazione, tu hai degli elementi fantastici che è veramente la base imprenditoriale, ma non grande, piccola, del singolo soggetto. Rizzo, qual è secondo lei il punto, diciamo, l'elemento che pesa di più in termini di assenza sulla non politica industriale di questi governi? Beh, senz'altro c'è un problema di competenze, no? Quello di cui ci siamo accorti negli ultimi due governi fondamentalmente è che è mancata un'interfaccia competente. Quando diceva il collega che non c'è proprio dialogo, nel senso che dall'altra parte non c'è interesse, è perché anche non ci sono proprio delle competenze, non abbiamo nessuno con cui parlare delle problematiche industriali o del commercio o agricolo in generale. Oppure il livello di competenza è estremamente basso. Oggi noi viviamo un mondo tecnologico, ipertecnologico, un mondo dove per esempio la formazione è strategica dei ragazzi, no? E gli investimenti nell'istruzione sono fondamentali. Oggi tutte le classi andrebbero dotate di sistemi informatici, di stampanti 3D, di sistemi di scansione, di laboratori di chimica, cioè perché i ragazzi che escono, che usciranno, dovranno avere delle competenze notevolmente superiori, non parliamo a quelle della mia generazione, ma anche della generazione di 10 anni fa. Quindi gran parte degli investimenti oggi dovrebbe essere di uno Stato, diciamo, ben governato, ben guidato, dovrebbe essere nell'istruzione, oltre e non solo nel welfare di chi magari è già uscito dal lavoro o deve uscire dal lavoro o di chi addirittura non partecipa al mondo del lavoro. Gli investimenti fondamentali sono creare posti di lavoro, creare occupazione, a mio avviso ovviamente, e soprattutto creare istruzione per i ragazzi del futuro. Affinché siano pronti ad affrontare questi momenti. Breve pausa. Allora, gli orizzonti economici per 2020 ovviamente devono tener conto anche di quello che la politica può fare, in questo senso è questa prima parte che si era appena conclusa della trasmissione, ovviamente sto parlando, diciamo che non c'era tutta questa soddisfazione o uno strapparsi i capelli, no, a favore dell'attività del governo. D'Ambrosi, per quel che riguarda l'immobiliare, perché in questo caso ovviamente non la parte di costruzione ma un po' l'immobiliare più in generale, diciamo, le iniziative incluse nei vari documenti di programma e quant'altro, come le valuta? Ma diciamo che l'immobiliare è un settore abbastanza a parte e in realtà vive abbastanza autonomamente, vorrei dire per fortuna, rispetto a quello che viene fatto. Nel nostro caso abbiamo un settore che è stato fermo per 10 anni e questo ha un effetto molto forte su quello che sta succedendo, per esempio nell'ambito degli affitti, che sono un settore problematico in questo momento. Da quale punto di vista? Dal punto di vista di chi vuole andare in affitto. Cioè non c'è offerta? Non c'è offerta. Non c'è offerta, questo risente di una decina d'anni di mancanza del piccolo investitore, che un pochino alla volta oggi sta tornando. In realtà il settore immobiliare in questo momento è una grossa opportunità.
perché dà delle redditività nell'ambito, se si affitta, dà delle redditività importanti e ha anche dei prezzi estremamente interessanti e proprio per quello ha una grande redditività. Quindi è un momento storico estremamente interessante che risente ovviamente di 10 anni di crisi che c'è stata, di stagnazione che c'è stata. Vedo qualcuno in linea, pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Nadia e parlo da Padova. Vorrei parlare col signore dell'immobiliare e chiederle un'informazione. Prego. Quanto sono diminuite le case che abbiamo e se vogliamo venderle? Perché io ho una casa con 3 camere da letto, soggiorno, ingresso, Occhio che arriva la cliente bagno, qua. orto, giardino, ingresso privato. Io ho cercato di mettermi in contatto con un'agenzia, mi danno meno di quanto ho speso per mettermelo a posto, ma è tutto le tasse che paghiamo e se si rompe qualcosa, il tetto, le spese che abbiamo. Ma allora i sacrifici che abbiamo fatto noi italiani, a cosa servono? Sono la cosa per gli stranieri di trovare case a poco prezzo, se le mettono a posto e noi che abbiamo fatto sacrifici quando il denaro costava, adesso ce la svalutano. Ma allora per chi è l'economia? Io Allora, vorrei Nadia, abbiamo chiara la domanda, la ringrazio anche perché è un tema interessante, perché sostanzialmente quello che è la salute ovviamente, e adesso D'Ambrosio le dà risposta. Comunque, insomma, giusto per fare un riassunto veloce, il concetto è coloro che hanno investito in passato nel mattone e facendo appunto grandi sacrifici si trovano adesso magari con degli immobili che probabilmente non sono più, non rispettano più quelle che sono le richieste di mercato o diversamente con gli aspetti energetici e quant'altro, penso che sia lì il problema. Il tema e la risposta sarebbe estremamente complessa. Per rispondere in maniera sintetica, rispetto a 10 anni fa, oggi ci troviamo, a seconda della zona, a seconda di tante componenti, al di sotto dal 35 al 50% rispetto ai prezzi di 10 anni fa. Ed è per questo che parlo, per chi invece vuole investire, di opportunità. Certo, le aspettative spesse volte restano, per usare un eufemismo, insoddisfatte. È chiaro che per molta gente, per cui il bene principale, l'investimento più importante è stato la casa, questo comporta sofferenza, però il mercato è mercato. Purtroppo abbiamo assistito a una... ormai si comincia finalmente a definirla come bolla, quella che c'è stata il decennio passato e oggi l'abbiamo scontata negli ultimi 10 anni. Oggi ci siamo ristabilizzati, però purtroppo questo fa male a molta gente. Però allo stesso modo mi risulta, lei Businaro è in una fase con la sua azienda di espansione che non sia neanche così facile poi trovare dei luoghi di produzione qua in Italia. Ma allora c'è una concomitanza di cose, cioè, io condivido appieno ovviamente il pensiero immobiliare, però ci sono immobili che sono liberi e che è difficile occupare. Io mi trovo nella situazione che proprio di recente sto facendo un investimento in Croazia molto importante, ma non perché porto là, ma ho bisogno di diversificare le zone. Però a dicembre cercavo un immobile vicino a noi per fare un'altra attività industriale e ho avuto serissime difficoltà a trovare, o perché appunto c'era un problema di valore dell'immobile, l'aspettativa era troppo alta, certo. O dall'altro proprio perché alcuni preferiscono, perché hanno magari impegni e quant'altro, non scendere troppo col prezzo rispetto agli impegni che hanno preso. Però questo frena perché io stesso che devo cercare l'immobile non posso neanche sovrappagarlo, perché sull'immobile che prendo poi ci devo investire, eccetera. Quindi queste due cose, quindi domanda e offerta, in questo momento secondo me c'è anche questa difficoltà. Parlo di parte industriale, non parlo di parte residenziale. Ci sono affinità anche con l'abitativo, perché chi ha delle aspettative nate per i prezzi passati non vende la propria casa. E nel frattempo però immagino che si svaluti.
si svaluta. C'è un immobile che rimane chiuso nel tempo, insomma. Oppure è abitato dal proprietario che non intende venderlo al di sotto di un certo prezzo, ma il meccanismo psicologico è lo stesso. Però sull'industriale siamo in una situazione. Io ho avuto modo di vedere immobili vuoti e quindi che ovviamente sfitti e sono fermi. Ora va da sé che invecchia. Dovrebbe essere più razionale effettivamente l'industriale. Allora, mentre l'abitativo è soggetto sicuramente a emozioni, l'industriale dovrebbe essere più razionale. A proposito di razionalità, allora, entrambi per i vostri ambiti avete accennato a come sia fondamentale anche l'aspetto ovviamente delle infrastrutture e anche dei collegamenti internazionali, perché insomma, territori ad alto export come il nostro necessitano di infrastrutture per recarsi o per ricevere persone o merci da altre zone, no? Sono mesi in cui sia localmente e sia anche a livello nazionale stiamo vivendo grandi attriti, no? Vi butto 3 o 4 temi sul piatto. Gente che vuole bloccare la pedemontana che non sta finendo, a Treviso un master plan sull'aeroporto in termini di sviluppo bloccato dal Ministero dopo che era stato approvato, un grosso punto interrogativo su autostrade e quindi su Atlantia, ossia su se togliere o meno questa concessione a quelli che attualmente sono i gestori e quindi tra l'altro comunque insomma porre dei grossi problemi sulla solidità dei contratti del nostro Paese nei confronti di investitori esteri, perché poi dobbiamo vedere anche questo. Secondo voi, quindi vi ho messo tanta carne al fuoco, quale dovrebbe essere il punto di partenza di un atteggiamento di un paese, quindi di un sistema nei confronti delle infrastrutture e di quello che dovrebbero garantire? Beh, dunque, esprimo il mio punto di vista che ovviamente è un punto di vista industriale, non è un punto di vista politico, no? Un industriale di natura non è né di destra né di sinistra, fa l'impresa, cioè porta avanti l'impresa assieme ovviamente ai collaboratori e ai lavoratori per il benessere dell'impresa e di conseguenza per il benessere sociale, perché pagando tante tasse, creando posti di lavoro, cioè partecipando alla società civile si crea ovviamente ricchezza. Quindi il punto di vista non è assolutamente politico. Chiaro che è un paese come il nostro, che è un paese che ha delle caratteristiche estremamente positive, ma un'estrema povertà di materie prime, no? È un paese trasformatore, è un paese che quindi trasformando prende delle cose, le trasforma e le rivende. I collegamenti, le infrastrutture sono fondamentali. Noi paghiamo per esempio già un prezzo altissimo a non avere una compagnia di bandiera efficiente, no? Abbiamo avuto delle gestioni disastrose di Alitalia. L'Italia è un ponte nel Mediterraneo, è una piattaforma ideale per i collegamenti, diciamo, con tutto il mondo, per collegare Oriente e Occidente proprio per la sua natura. Questa natura c'è stata questa, diciamo, compagnia, io vedo per esempio i voli della Turkish, no? Della Turkish Airlines. I turchi sono stati bravissimi a creare una compagnia, ormai una delle più grandi al mondo, che ti porta dappertutto, no? Quindi noi andiamo a Istanbul per andare a Dubai, per andare in tante, o in Oriente, che è un po' un assurdo, no? Quindi noi paghiamo dei prezzi di mancanza di strategia politica, di visione politica nel campo delle infrastrutture. Per quanto riguarda le altre cose che lei diceva, la pedemontana, sono opere ormai praticamente in via di conclusione, o la TAV, pensare di bloccarle è pura follia, hanno uno scopo fondamentale che è collegarci col mondo esterno, portare fuori le nostre merci, levare magari la TAV anche merci dalle autostrade e metterle sui come deve essere il futuro, no? Allora io capisco ovviamente che se uno è toccato personalmente perché gli passa la strada dentro sopra, casa. diciamo, è capitato, diciamo, a molte persone che conosco che alcuni, diciamo, terreni sono stati espropriati per motivi di utilità pubblica, ma esiste l'utilità pubblica, è sempre esistita e sempre esisterà, perché è il benessere della nazione che è fondamentale, no? E il benessere della nazione è far star bene i cittadini attuali e soprattutto anche i cittadini futuri, quindi i cittadini futuri dovranno sempre di più interfacciarsi con l'esterno e dobbiamo permettere alle nostre imprese di esportare facilmente. Quindi dal mio punto di vista
L'infrastruttura, come è stato in passato, ricordiamoci che noi siamo usciti da una seconda guerra mondiale che eravamo distrutti e abbiamo ricostruito, i nostri genitori, i nostri nonni hanno ricostruito il paese, creando prima di tutto delle enormi infrastrutture con i mezzi che avevano allora, che erano notevolmente inferiori a quelli di oggi in termini di capacità di progettazione, in termini di capacità economica, di macchinari che si avevano a disposizione. Eppure è stato fatto tutto perché c'era uno spirito positivo, ma soprattutto c'era una programmazione, diciamo, politica molto forte, insomma, onestamente molto intelligente. Breve pausa, poi sentiamo anche Businaro cosa ha da dire su questo tema. Prima della pausa ha fatto una domanda a cui ha iniziato, anzi mi ha risposto argomentando ovviamente Roberto Rizzo e la rifaccio anche a Luca Businaro, ossia il fatto di come ci siano tutta una serie di infrastrutture che o sono in costruzione o sono in sviluppo e diciamo la politica non sta assolutamente aiutando una logica di espansione. In alcuni punti si sono bloccati dei lavori, in altri si stanno mettendo in discussione opere fatte a metà e volevo appunto chiedere alle imprese che sfruttano ovviamente queste infrastrutture per muoversi, per muovere le merci, come vedono questo aspetto. Beh, mi collego al discorso che ha fatto il collega, nel senso che innanzitutto quando si inizia a fare un'opera bisogna completarla. Non esiste che un'opera la avvii e poi la fermi, anzi è il contrario. Chi governa secondo me dovrebbe trovare delle soluzioni per accelerare il completamento dell'opera. Poi l'interesse del singolo va sempre tutelato, ma bisogna avere un piano un po' più generale, e cioè TAV piuttosto che pedemontana. Sono d'accordissimo, espropriare un terreno è una cosa che spero non mi capiti mai, ma se capita purtroppo può succedere perché c'è un interesse talmente grande che deve essere tutelato. Ma la logistica è fondamentale, cioè il mondo è cambiato, lo parla il collega, 3D eccetera, 5 anni fa di 3D non se ne parlava neanche, oppure era un concetto, erano 3 giorni, esatto. Oggi invece si fanno componenti di serie in 3D, quindi l'evoluzione della tecnologia e il mondo con la logistica sta cambiando in un modo così radicale che o noi siamo interconnessi, ma non solo interconnessi con i mezzi eccetera, oppure perdiamo tutte le opportunità. Io ho un esempio, io lavoro per grandi aziende, c'è una grande azienda tedesca che ovviamente per darti una commessa valuta la tua azienda se va bene la tecnologia, ma la tecnologia è una cosa che danno per scontato, perché quando vengono in Italia sanno che siamo bravi nella tecnologia e poi ti chiedono come sei messo con la logistica e io onestamente la prima volta ho detto ma scusate, ma perché devo investire in logistica quando io faccio produzione? La risposta... un po' concreti, non diciamo il brand, però si tratta di, cioè fanno automobili. Auto molto famose. Ecco, molto ce ne famose... sono tanti in Germania, per cui insomma non andiamo a... Esatto, e ovviamente il direttore mi fa guardi, a me non interessa niente della tecnologia perché do per scontato che lei ce l'abbia, a me interessa perché io gestisco 25 milioni di pezzi, se io dei 25 milioni non sono certo che quei pezzi mi arrivano nel momento giusto, nel posto giusto, io fermo la produzione di tutto il mondo della mia azienda, quindi per me il focus numero 1 è la logistica. Ora, portata a noi, se noi fermiamo o rallentiamo le vie di comunicazione, che siano treni, che siano aerei, che siano strade, forse non abbiamo capito che qualcun altro le sta facendo. Io ho l'esempio di quello che ho la società in Italia, ma ne ho una in Ungheria, quando l'ho comprata da Budapest alla mia filiale ci mettevo quasi 5 ore, Orban è stato bravo in questo, ha sfruttato tutti i fondi europei, oggi, e quindi pochi anni dopo, da Budapest alla mia filiale ci metto meno di 2 ore. Ha fatto le strade e arrivano investimenti. Se noi non facciamo questo, noi continuiamo a investire, ma non possiamo mai attirare investimenti e prima o poi perderemo il passo anche nei confronti dei concorrenti perché saranno più veloci a consegnare rispetto a noi, in un mondo che è cambiato. Sentite, ovviamente poi l'aspetto fondamentale che riguarda tutti, penso che nella nostra regione sia più un aspetto di carenza e invece in altre è di eccesso, ossia il lavoro, cioè la disponibilità di posti di lavoro. Noi siamo una regione, penso a piena occupazione, perché sono delle percentuali che sono estremamente minime, ma veramente di chi ha lavoro non ha voglia di trovarlo. Parlo per tutti e tre. Voi riuscite a trovare facilmente collaboratori? Partiamo dalla parte dell'immobiliare. Può anche dir di no. Allora dico di no. Dico di no.
Quali sono le difficoltà per voi di trovare personale? Allora, noi abbiamo un'attività, io per primo lavoro a provvigioni, quindi quello che possiamo offrire è un'attività, fra virgolette, imprenditoriale, dove uno guadagna in funzione di quello che fa. E nella maggior parte dei casi, ma penso che lo diranno meglio i signori che sono qui con noi, che hanno sicuramente una base molto più grossa, la maggior parte delle persone hanno l'idea del fisso e del tempo a disposizione per il lavoro. Vabbè. Però nel mio caso io vedo che conoscendo altre strutture di vendita, perché una struttura di vendita è un problema assolutamente comune. Quindi diciamo che la parte commerciale sono difficili da trovare. Sì, sì. Voi intanto che tipo di profili cercate mediamente? Il nostro gruppo è un gruppo diciamo, che ha 14 sedi in Italia, quindi siamo un gruppo nazionale più che trevigiano, no? Abbiamo circa 220 collaboratori in questo momento, mi sembra. Il nostro tipo di profilo è mediamente, lavorando nell'alta tecnologia, è del laureato o perlomeno del diplomato con un certo tipo di curriculum scolastico. Noi, come dicevo prima, le università e le scuole raramente oggi forniscono del personale direttamente pronto per le aziende col livello tecnologico che c'è all'interno delle aziende, no? Quindi quello che facciamo è semplicemente assumiamo le persone e dopo le formiamo. Non è facile trovarle, in Italia abbiamo abbastanza carenza di laureati soprattutto nelle materie scientifiche, no? Parlo di ingegneria, di matematica, di fisica, che sono i profili che interessano fondamentalmente nel nostro settore. Ultimamente ci stiamo molto occupando di un nuovo settore che è quello di bioingegneria. Collaboriamo con parecchi ospedali per la parte di stampa 3D di organi oppure per l'analisi preoperatoria, per l'assistenza. Quindi si stanno creando delle nuove figure professionali di bioingegneri che collaborano proprio nelle operazioni. Chiaramente questo tipo di personale non esiste sul mercato, quindi formiamo noi direttamente il personale. Dovete essere voi a formarli. In generale comunque ecco, è difficile trovare persone ovviamente di qualità e di esperienza non esiste nei lavori moderni, no? È totalmente cambiato ultimamente proprio il tipo di curriculum che cerchiamo. Bisogna essere molto esperti, parlo dei ragazzi, possibilmente di tecnologie digitali, quindi conoscere molto nel marketing, che ne so, il digital marketing, lavorare molto con i social e così via. Nella parte matematica conoscere bene i linguaggi di programmazione e anche nell'amministrazione servono persone di competenze abituate a lavorare. Quando non li trovate nel territorio, come vi muovete? Noi assumiamo a volte anche ragazzi che vengono dall'estero oppure dobbiamo delegare all'estero, lavoriamo magari con aziende straniere di sviluppo software e ce ne sono parecchie, soprattutto in stati dove c'è stata una profonda in passato un investimento culturale, quello che dicevo un po' prima, no? Oggi qualsiasi azienda che venda prodotti ha bisogno di programmatori, per esempio, no? Di laureati in ingegneria informatica, cioè di programmatori in generale. Noi ne abbiamo pochissimi, quindi spesso dobbiamo far programmare all'estero i macchinari nostri o dei nostri clienti perché non abbiamo sufficienti. Io posso dire che se oggi un laureato, e finisco, no? Una persona si laurea in ingegneria informatica, è come se avesse un assegno circolare in mano, va semplicemente dove vuole. Quindi noi siamo in una fase, perdonatemi, in cui da un lato si lamenta la fuga di cervelli, cioè quindi siamo un paese che investe per formare i ragazzi, perché comunque attenzione che uno quando arriva a laurearsi è costato tanto, è costato tanto alle famiglie, ma ancora di più al paese. Poi quando si è laureato scappa via e abbiamo le aziende che, come dire, fanno fatica a trovare personale, cioè è una cosa che cozza un po'. Bah, sì, cozza perché diciamo, è inutile aprire il tema della riforma della scuola, però è un tema che prima o poi andrà aperto, perché se anche facciamo una riforma oggi avrà effetto come minimo fra 5 anni. Però, sì, è anche vero che se non la si fa... Ma torniamo alla questione del tavolo di lavoro
di qualsiasi governo che deve ascoltare quelli che sono i bisogni. Se arriviamo alla realtà attuale, io condivido, ne abbiamo circa 330 persone qua a Montebelluna, tra l'altro quindi paese isolato dal punto di vista della logistica, ma grazie alla Pedemontana sarà più collegato, ma sta di fatto che negli ultimi 2 anni abbiamo assunto circa 180 persone, la difficoltà è stata impressionante. 180 persone in 2 anni. Sì, perché siamo in espansione molto molto forte, però la difficoltà è uguale, noi cerchiamo profili dai periti, quindi dall'operaio, piuttosto che l'ingegnere, piuttosto che il laureato in lingue, quindi i profili ovviamente quando un'azienda cresce sono tanti e questo ti dà la possibilità di andare sul mercato e cercare. E purtroppo siamo nella situazione in cui nel territorio la disoccupazione è molto bassa, per fortuna. Dall'altro tanti giovani che escono dalle scuole superiori o dall'università pensano già di saper fare un mestiere, invece il mestiere va insegnato. Le scuole purtroppo non insegnano un mestiere e non ti insegnano la tecnologia che c'è oggi nelle società, perché le società si sono evolute in una maniera talmente veloce che ovviamente la scuola è rimasta indietro perché non c'è stata la riforma. Quindi anche noi, chiunque entra in azienda si fa 3 mesi di formazione. Però quando uno entra in azienda deve avere l'umiltà di dire devo imparare ancora, devo studiare, ti pago ovviamente, perché non è una formazione gratis, è una formazione con stipendio. Però la pretesa, la maggior parte o comunque una parte importante dei colloqui che noi facciamo è di giovani che vengono a chiedere quant'è la paga, la prima cosa, secondo che orario di lavoro si fa, se non si lavora il fine settimana, se non si fanno viaggi, perché? Perché ha le sue abitudini, perché deve andare in palestra, perché deve andare a fare l'aperitivo, eccetera. Il mondo cambia, si lavora H24, se il cliente chiama questa sera, domani mattina devo consegnare. Per far questo o si è flessibili oppure non si arriva da nessuna parte. Quindi c'è anche questa mentalità che va, diciamo, inculcata un po' nelle scuole, e devono essere i professori e a anche dire nelle famiglie. E nelle famiglie che lavoro c'è, soprattutto nel nord-est. Però bisogna sfruttarlo, per sfruttarlo devi fare dei sacrifici. Brevissima pausa. Durante la pausa qualcuno si è messo in contatto con noi e gli diamo subito la parola. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sono Buongiorno. Giulio di Ponte nelle Alpi, Belluno. Ponte nelle Alpi. Come si chiama, mi perdoni? Giulio, prego. Sì. Ho sentito che parlano di sti ragazzi che se ne vanno all'estero e il mio parere è che questi ragazzi, che sono dei geni anche, non sono pagati adeguatamente. Ecco perché se ne vanno. Perché uno dall'Italia, che ho sentito tempo fa una ragazza, l'hanno intervistata e l'hanno presa immediatamente, ma neanche 3 mesi dopo era già assunta in Inghilterra, a Londra. Qui prendeva 900 euro al mese, lì prendeva 3.400 sterline al mese. Allora, cari signori, se voi altri potete fare qualche cosa, è che questa gente deve essere premiata e vedrete che non se ne va più dall'Italia. Perché, allora, lei ha anticipato ovviamente la domanda che volevo fare anch'io e per cui la ringrazio, Giulio, perché sì, ovviamente... Io volevo dire anche altre cose, no? Perché una cosa solo, dopo lascio. Perché qui nessuno controlla i prezzi di tutto, delle macchine, dalla roba da mangiare, tutto. Perché non viene controllato? È logica, uno se ne va, sì. Anche quello che lava i piatti, che se ne va via dall'Italia, perché se deve prendere una macchina deve pagare per 10 anni per poter avere una macchina e poi è ora già di cambiarla. E quello è il problema. Finché non danno i stipendi adeguati alla gente che lavora, darà a finire sempre peggio secondo me. Io ho 72 anni, ho girato 3/4 di mondo, che magari voi altri dite che non interessa, però interessa, perché io sono sempre stato pagato e ho fatto la quinta elementare. Grazie Giulio. Allora mi deve dire perché loro succede queste cose. Grazie Giulio. Questo è il motivo, secondo il mio parere, sempre. Assolutamente, beh insomma siamo qua per confrontarci e tra l'altro in maniera educata proprio come lei sta facendo, la ringrazio anche per questo. Le auguro una buona giornata e fermo là che adesso sentiamo la risposta. Tra l'altro io mi aggancio perché leggevo proprio ieri, o forse addirittura stamattina,
c'era un articolo che dimostrava come negli ultimi 15 anni, preso 100, tipo 15 anni fa, preso 100 il valore delle pensioni e degli stipendi, le pensioni sono aumentate del doppio rispetto agli stipendi. Ora, onestamente e serenamente, gli stipendi che le aziende, anche le vostre, riescono a garantire, perché ovviamente poi le aziende italiane, cioè qualsiasi tipo di azienda deve cercare di stare in piedi in funzione di un conto economico, sono all'altezza degli stipendi degli altri paesi o c'è una logica per cui in qualche modo siete penalizzati? Beh, allora, se posso, l'osservazione che ha fatto il telespettatore è estremamente intelligente ed è un problema strategico anche questo, no? Noi abbiamo un problema fondamentale in Italia che è quello che viene chiamato il cuneo fiscale, no? Che è, penso, tra i più elevati al mondo. Le aziende non è che paghino poco il lavoro, lo pagano in generale allineate con gli altri stati. È quello che percepisce il lavoratore che è poco. Mi spiego meglio. Se partiamo da uno stipendio di 1.000 euro, quello che paga l'azienda è quasi sui 2.000 euro. Se si va a cifre superiori, non so, uno stipendio netto di 3.000 euro, all'azienda costa più di 7.000 euro. Questo che cosa significa? Io, girando il mondo come i miei colleghi, vedo, a volte parlo proprio di questo aspetto del cuneo fiscale, che appunto se io pago uno stipendio di 3.000 euro netti, a me come azienda ne costa 7.000. A un collega olandese o americano, che spende 7.000 euro, la busta paga del lavoratore, scusi, non del collega industriale, ma del lavoratore, arriva a 5.000, 5.500, cioè la tassazione globale è molto inferiore. Questo è un problema molto forte, no? Che noi abbiamo. Non parliamo degli Stati Uniti, dove ovviamente il mercato del lavoro è sostanzialmente libero e comunque la tassazione è molto, molto più bassa. Allora, noi abbiamo un problema fondamentale di differenza tra ciò che viene percepito e ciò che viene pagato, quindi l'impresa paga molto il lavoro, no? Questo è forse l'aspetto più importante. E quindi tenere le persone ovviamente è molto difficile. Noi come imprese siamo i primi penalizzati da non poter tenere le persone più brave, ma non perché non vogliamo pagarle, perché paghiamo, ma le persone prendono veramente molto, spesso volentieri molto poco, insomma. Ma mi collego a quello che diceva il collega, fondamentalmente il problema più grande che abbiamo noi è che ci sono, i contratti ci devono essere fondamentali e tutti devono essere garantiti, però se io devo premiare, come diceva chi è intervenuto al telefono, premiare una persona, oggi come oggi c'è un sistema in Italia che garantito la paga, quindi garantito uno stipendio che sia corretto per vivere eccetera, se io voglio premiare qualcuno, comunque nel premiare qualcuno al mio dipendente non arriverà mai veramente il premio, ma gli arriva un premio talmente tassato e talmente colpito da dei costi che ovviamente diventa di impatto estremamente più basso. Confrontava con l'Inghilterra, al di là che bisogna confrontare il costo della vita, ecco, parliamo di un'Inghilterra a Londra, il costo della vita è 2 volte almeno quello che parliamo qua del nord-est. Ma al di là di questo, io ho, ripeto, in Ungheria, Croazia, eccetera, c'è un sistema normale di garanzia di contrattazione e quindi di stipendio che permetta di essere dignitoso e vivere, e poi c'è tutto un sistema di incentivi che permettono al datore di lavoro di premiare il dipendente, ma di premiarlo direttamente, cioè quello che ti do di premio fondamentalmente ti arriva in busta paga, e se ti arriva in busta paga non è vero che lo Stato ci perde, perché continuiamo a pensare che quando io ti do qualcosa lo Stato ci deve guadagnare perché se no ci perde. È il contrario, se io ti do in busta paga qualcosa in più perché non lo do allo Stato come tasse nella parte premiale, è certo che magari il primo mese non lo spendi, il secondo inizi qualcosa, dal terzo mese chiunque inizia a spendere di più, e nello spendere di più, signori, è un dato di fatto, aumenta il commercio, aumenta il consumo, aumenta l'IVA, se aumenta l'IVA lo Stato ci incassa. Quindi solo uno Stato miope, come quello che purtroppo abbiamo da tanti anni, pensa che abbassare le tasse o ridurre il cuneo fiscale ha un effetto immediato negativo, ce l'ha a breve termine, ma non lavoriamo su breve termine, se no non faremo azienda, cioè l'azienda la si fa guardando
a quasi all'infinito, l'azienda non ha una fine, l'azienda ha un inizio e si spera di non aver mai una fine, quindi quello che faccio oggi deve continuare per il futuro. Se io penso che oggi riducendo il cuneo fiscale ci perdo e basta, ma forse non ho capito che non sto gestendo l'Italia, ma sto gestendo un orticello personale a breve termine, cioè la poltrona che noi continuiamo a dire che qualcuno sta difendendo, e quindi non fa gli interessi veramente del cittadino, ma fa i suoi interessi personali. Oggi io a dicembre l'azienda va molto bene, ho deciso di dare un premio non previsto da nessun accordo eccetera ai dipendenti. È stato un sacrificio enorme per l'azienda, ma non per il premio dato ai dipendenti. Il premio è stato sicuramente ben accetto, tutti contenti, è stata un'ovazione eccetera, ma se loro sapessero, i miei dipendenti, quanto è costato l'azienda, si arrabbierebbero anche loro secondo me, perché comunque a fronte soldi che potevano ovviamente percepire direttamente loro. Assolutamente sì, loro, o comunque trovare il modo di arrivare direttamente nelle tasche del dipendente. Se vi metto sul piatto di scegliere una tra queste due iniziative che sono frutto del precedente governo e avallate anche dall'attuale, quota 100 e reddito di cittadinanza, quale eliminereste a favore del cuneo fiscale? D'Ambrosi. Il reddito di cittadinanza. Rizzo. Sì, anch'io. Assolutamente il reddito di cittadinanza. E il reddito è perché lavori, non perché stai a casa. Un conto è sostenere una persona perché ha difficoltà, e un conto è dare il reddito per stare a casa. Questo non esiste. Bene, allora siamo in chiusura, abbiamo affrontato veramente tanti temi e penso che ognuno avesse bisogno di un'unica trasmissione, però ringrazio per la competenza e la serenità anche con la quale li abbiamo affrontati, insomma è sempre un piacere incontrare persone che poi fanno, perché poi ragazzi in Italia ci sono tanti che parlano, ma poi per fortuna anche tanti che fanno. E quindi grazie a voi, grazie a coloro che ci hanno chiamato e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito e che sono nostri affezionati telespettatori. Un caro saluto.